Quasi tutto pronto per la sesta corsa, 5 e 6 anni, non vincitori di 15.000 euro in pista, 2 file piene dello schieramento, 12 partecipanti, favori per Febo Spritz, numero 5 dello schieramento, con quota in sensibile discesa, per l'allievo di Andrea Sarzetto, interpretato da Andrea Farolfi, cavallo che è al rientro, non corre da un po', un cavallo di sicura qualità, falcidiata dagli errori la sua ultima parte di carriera. Vedremo se oggi riuscirà a fare il percorso netto. Il percorso netto chiaramente sembra essere uno dei più accreditati alla vittoria finale. Si va in partenza. All'1 Frankenstein Matto Francesco Troles e 2 Fleur ST Lorenzo Talpo, 3 Eagle Roberto Biagini, 4 Frozen Alan Sandro Miraglia, 5 Febo Spritz Andrea Farolfi, 6 Eros Gadda Roberto D'Alessandro. In seconda fila 7 Frullino Maurizio Visco, 8 Franca Daghi Francesco Virzi, 9 Edin dei Daltri Alberto Garruto, 10 Feldbinder ST Luigi Talpo, 11 Ferdinando Jet Vincenzo Luongo, 12 Elton Cup Fabrizio Ciulla. Macchina che prende velocità. Partiti. È veloce dall'esterno Eros Gad che prova ad andare al comando, ma al suo interno c'è Frozen Alan che mantiene la posizione all'interno, all'imbocco della prima piegata. Frozen Alan in vantaggio con al largo Eros Gad, in corda Fleur ST, subito in seconda pariglia dal numero 12 3 Hegel squalificato, che precede alla corda Franca Daghi. Poi Febo Spritz, riprende in mano Eros Gad che cerca un posto alla corda che non trova, 400 iniziali in 28,9 da parte di Frozen Alan che continua in vantaggio, prova a muoversi in terza ruota Febo Spritz ma trova l'anticipo da parte di Elton Cup che si porta allo scoperto. Febo Spritz così si risistema in terza pariglia dopo 600 metri iniziali passati in 45. Al comando sempre Frozen Alan nei confronti di Fleur ST, al largo Elton Cup, alla corda Franca Daghi, poi Eros Gad, Febo Spritz, quindi ancora Edin dei Daltri avanti a Frankenstein Matto e ancora Frullino. Si va forte sul piede l'1, 14,3, i primi 800 metri di corsa. Frozen Alan che cerca di metterla tesa agli avversari, la mossa in mezzo alla pista da parte di Febo Spritz dopo il chilometro in 1,14,6. Frozen Alan è in vantaggio, Febo Spritz che dà il parziale in mezzo alla pista, Flora ST che rimane a contatto della leader precedendo sempre Franca Daghi, poi anche Frullino che si muove dalla coda, il parziale di Febo Spritz che dopo i 3/4 di miglio in 1,29,7 attacca con decisione Frozen Alan e tende a passare. Febo Spritz al comando all'imbocco dell'addirittura d'arrivo, inseguito da Fleur ST, poi Franca Daghi è in vantaggio. Febo Spritz nei confronti di Fleur ST, Febo Spritz che completa un rientro vincente e anche convincente. Al secondo è Fleur ST, per il terzo Edin dei Daltri sbuca lungo la corda. 1,59,3, 1,14,5. Febo Spritz, Andrea Farolfi per il training di Andrea Sarzetto e i colori della scuderia Valle Falconera. La vittoria del figlio di Maraja e Onoria che con un solo parziale agli ultimi 500 metri di corsa si stacca per vincere netto. Corre bene al secondo Fleur ST, al terzo di spunto Edin dei Daltri.